Possiamo iniziare. Bene, benvenuti. Un applauso a Gianni Caria. Dai, iniziamo che siamo... Abbiamo fatto un fermatore del tempo, una cosa organizzata, però è stata una cosa fatta. Bene, terzo romanzo di Gianni Caria, siamo tutti grande orgogliosi innanzitutto di ospitarlo al nostro festivaletto, anche il Festival di Liberos che viene organizzato grazie al contributo dell'assessorato alla cultura della Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna. Un grazie grandissimo sempre a tutto lo staff della Camera di Commercio che ci ospita per tantissime cose, soprattutto quelle dove c'è necessità di tanta capienza e anche oggi abbiamo riempito questa sala così grande. E basta, basta qui, grazie, basta qui, e iniziamo a chiacchierare di sabbie. Se volete poi potete rivolgere delle domande all'autore, se vuole l'autore può rispondere. Va bene, dai. Ok, buona serata. Aspetta, riaccendo. Pape pensa all'equilibrio. Siede in terra, la schiena appoggiata alla parete esterna della torre spagnola, la gamba destra accavallata sull'altra, la ciabatta che oscilla agganciata per la tonaglia all'alluce del piede. Studia il movimento e si chiede di quanto può spostare in un senso o nell'altro il punto d'appoggio della ciabatta senza farla cadere. È il momento più bello delle sue giornate estive. È ancora presto per lavorare e da quella posizione si gode la vista e l'ombra della torre, che dalla sua base di roccia si protende sul mare. Da lì inizia la spiaggia. Pape ha l'acqua sulla sinistra e la lunga striscia bianca davanti. Non ne vede la fine, ma la conosce. La percorre e ripercorre per 4 mesi all'anno, anche 2 volte al giorno, andate e ritorno, in alta stagione. All'andata acqua sulla sinistra, al ritorno sulla destra. Non tutti sanno il suo nome, oppure lo dimenticano da un'estate all'altra, da una domenica all'altra. Pape è un nome facile da ricordare e da storpiare. Papi, Papu, se ne inventano uno nuovo ogni tanto. Lui li chiama tutti maestro, bella signora, e la cosa finisce lì. Tutti ridono e nessuno si arrabbia. Una specie di equilibrio. Lui pensa alla trasparenza. È un pensiero leggero che galleggia e non penetra nella superficie liscia del mare. Siede sulla riva, sopra un mucchietto asciutto di alghe, i piedi piccoli e pallidi dentro l'acqua, i pantaloni beige tirati su fin sotto le ginocchia. Ha una camicia bianca, con le maniche arrotolate e un cappello bianco a tesa larga. I capelli neri e lisci le incorniciano il viso pallido e le sfiorano le spalle, raccolti in una treccia. Guarda i pesciolini che confondono i suoi piedi con uno scoglio e vanno a esplorare. Si diverte a lasciarli fare, poi li fa guizzare via con un colpetto dell'alluce. Il movimento dell'acqua deforma e ricompone l'immagine, allunga e distorce i suoi piedi. Ogni tanto, con la mano destra, sposta la treccia a sinistra del viso, ci gioca un poco e la rimette indietro. Pape e lui. Chi sono questi due personaggi? Pape e lui sono due, uno è un ambulante senegalese, si capisce da subito, e l'altra è una massaggiatrice orientale. Si capisce da subito dai loro primi movimenti. Sono due figure che possiamo vedere normalmente nelle nostre spiagge. La scena è scritta nell'inizio dei primi 2 capitoli che ha letto Santemorizi, è in realtà una scena comune, diciamo, per noi sassaresi, perché grosso modo il litorale che va da Baton fino a Fiumicino.
con qualche licenza, con qualche piccola modifica che ho fatto un po'. Ma potrebbe avvenire in qualunque altra spiaggia, perché effettivamente scende del genere sono assolutamente comuni. Passa un ambulante, passa una ragazza di stati orientali che chiede alle persone degli ombrelloni se vogliono un massaggio cinese. Sono questo, ma naturalmente sono anche il qualche senso un motivo per cui ho scritto questa storia, e cioè l'osservazione di persone che si muovono davanti a noi nella spiaggia e che noi vediamo essenzialmente come se avessero una casata, un'etichetta, cioè le classifichiamo, ambulante sindacalese, massaggiatrice cinese, senza chiederci minimamente, io per primo, chi sono, da dove vengono, che storia hanno, sono esattamente ciò che noi vediamo. Ciò che noi vediamo è in realtà un'apparenza. Ecco, sono questi. Hai detto una ragazza orientale e un ragazzo senegalese. Non tanto ragazzi. Un uomo senegalese. Aspetta, facciamo una cosa, perché poi per il dibattito bisogna eliminare i problemi. Chi è che già ha letto il libro? Manine. Una parte, il libraio non conta, benissimo, quindi siamo al buio, il libraio non conta a prescindere, benissimo. Ok. Allora, Senegal e Oriente, poi vediamo se svelare ancora meglio la topografia di questa montagna oriente. Sono posti molto lontani, come tanti di questi ragazzi che noi vediamo persone, insomma, che vediamo ormai quotidianamente. Ci spieghi perché questa lontananza è una cosa un pochino, adesso io anticipo qualcosa, però già nei tuoi due libri, c'è in qualche precedente, c'è una lontananza immediata relativamente ai personaggi che ci presenti. Suppongo non sia un caso. Sì, nel senso che nel primo si parlava di un'ipotetica Romania distopica, nel secondo del Quirinale o giudizio. Ma probabilmente perché per scrivere ho bisogno di un po' di distacco, che non è che è anche forse distacco emotivo, ma forse anche per scrivere la necessità di scrivere di qualcosa di cui non so ancora molto prima di iniziare a scrivere. Banalmente il motivo per cui non ho mai scritto un giallo in vita mia, non credo che lo scriverò, proprio perché è troppo vicino a me, prima del lavoro che faccio, non si sa mai naturalmente. Però è questo, cioè fino a questo momento mi viene voglia di scrivere di cose che sono vicine ma non troppo. E mi è paradossalmente più facile immedesimarmi in cose, in situazioni, in personaggi che sono un po' lontani da me. Probabilmente perché eliminando un po' l'aspetto emotivo riesco a, non so, forse a vedere i personaggi di storia in una maniera più lucida. Sapete, nel cinema c'è una cosa che si chiama montaggio alternato, cioè noi seguiamo diversi personaggi, diciamo un pezzo uno, un pezzo l'altro, poi torniamo sul primo, poi torniamo sul secondo, si chiama appunto montaggio alternato perché alterna il punto di vista sui personaggi. Il libro ha questo fondamento, i personaggi sono due immediatamente dall'inizio dei due primi capitoli e li seguiamo con il resto del romanzo appunto con delle inquadrature non solo sul loro presente, diciamo, sul presente fittizio del romanzo, ma anche relativamente al loro passato. Loro passato che comprende anche quei luoghi, okay? Per cui non è che Senegal e Oriente siano soltanto, diciamo, la carta d'identità iniziale. Noi entriamo in alcune vie di Dakar ed entriamo in alcune vie di Saigon o comunque del Vietnam, perché poi questo Oriente è il Vietnam. Allora c'è anche un lavoro, come si può dire, ci racconti un po', insomma, questo rapporto con questi luoghi che poi diventa anche quasi tangibile.
Il rapporto, al di là del discorso abbastanza ovvio, e cioè ci sono stato o non ci sono stato, però non è tanto quello che importa, perché in Senegal non sono mai andato, in Vietnam sì. Però non è tanto quello, è più che altro cercare di immaginare l'uomo, ovviamente facendo anche delle ricerche, ovviamente è anche molto facile trovare foto, filmati d'epoca, luoghi, eccetera, e leggere, studiare la storia del Senegal, la storia del Vietnam, che forse conosciamo un pochino di più per via della guerra, insomma, in qualche modo era di studiare, e cercare di creare un'ambientazione che abbia a che fare appunto con questi personaggi. Il Senegal mi ha sempre affascinato come luogo, lo vorrei anche proprio visitare, ma perché mi affascinano molto i luoghi che sono di religione musulmana, perché siamo prevalenti, ma sono musulmani, altri rispetto ai luoghi di religione musulmana integralista. Quindi tutti quei luoghi che hanno un miscuglio, certo, di principi che derivano dalla loro religione, con religioni animiste del passato, con un contatto con una natura diversa, e comunque molto proiettati verso la modernità. Dakar è una città moderna, ovviamente, una città moderna con una storia molto complessa. Dakar era una colonia, ovviamente, una colonia francese, che è stata ripopolata più o meno verso gli anni 30, mi verrebbe dire deportando, forse non è corretto, però portando lì un sacco di gente che viveva nei villaggi dell'interno e nei villaggi della costa, e a Dakar hanno ricostruito in qualche modo il loro modo di vivere, fondando Medina, che è questa specie di centro storico, diciamo, di vie, di uzze ricoperte di sabbia, e che man mano naturalmente si sono modernizzate negli anni, cercando di riprodurre lì quel mondo che hanno perduto, naturalmente non è riproducibile, perché poi siamo una grande città, con tutti i problemi che nascono, che sono nati all'epoca dei rapporti fra la gente che arrivava da Dakar e chi ci abitava, i ricchi, che stiamo parlando di ricchi bianchi, naturalmente, all'epoca regala ricchi di etnia africana quasi non ce n'erano. E quindi c'è, diciamo, il rapporto che si è creato in quella società, in questi movimenti, paese che ha ottenuto la libertà e l'indipendenza negli anni 60, e che è una democrazia, una delle poche democrazie che stanno in piedi in Africa, quindi sono anche piuttosto interessanti. Il Vietnam è un'altra cosa, perché il Vietnam, anche se io sempre, insomma, siamo un po' troppo giovani per aver vissuto la guerra in Vietnam, però l'abbiamo vissuta perché fa parte della nostra cultura, immaginario collettivo, la musica, tutte quante queste belle cose. È un luogo imprescindibile, cioè di cui quasi non potrei fare a meno, perché comunque fa parte di un passato che è stato importante e che è anche un passato in qualche modo d'Italia. E questo ovviamente è un motivo di enorme curiosità per scoprire, non visitarlo, che è estremamente complesso e estremamente affascinante. Questi due paesi, questi due luoghi dai quali provengono questi due personaggi sono, come si può dire, luoghi limite di persone al limite, cioè, o di persone che stanno in qualche maniera già a definire in maniera complicata la loro identità in quei luoghi. E poi noi in realtà li vediamo dando un po' per scontato piano piano delle cose, e comunque tu ci aiuti poi piano piano nella lettura di questo libro, in cui questa loro antica opacità dell'identità diventa poi qualcosa di tangibile e quotidiano nel momento in cui iniziano a passeggiare per delle spiagge, l'uomo parte a prendere gli oggetti che vende e lì la ragazza lì a fare i massaggi. Non a caso la povera lui immediatamente uno dei problemi più importanti della sua esistenza è che la prendono per cinese. Certo.
hai parlato di identità e questo è assolutamente corretto nella lettura del libro, intendendo per identità non come dire, la parolaccia conseguente, o meglio, che ne deriva, cioè identitario, che è un termine che io sopporto poco, e cioè identità non ha a che fare con la connotazione ideologica per cui noi siamo un gruppo, noi siamo identici, noi siamo un gruppo e gli altri no. Identità è naturalmente identità individuale che nasce dalle personali esperienze di vita, dagli incontri che fa nella vita e così via, e che prescinde in buona parte dal fatto che uno venga dal Senegal, o venga dal Vietnam, o venga dal Cile o dove vogliamo. Lo sforzo, diciamo, che ho fatto narrativamente è quello di affrontare i personaggi per capire quello che sono, tenendo certo conto della loro provenienza. I personaggi hanno un problema di identità, perché il problema di identità non è solo quello che uno, come dire, si crea da solo, sono gli altri che ti ricordano che tu forse hai un'identità che però non corrisponde esattamente a quella tua. Ricordano tutti i giorni a una volante come l'altra che è una volante senegalese, ricordano tutti i giorni a una persona con tratti orientali che viene probabilmente da un popolo lontano e magari l'uno è nato a Sassari o comunque solo casualmente ha un aspetto che può essere diverso da quello, voglio dire, più che la maggioranza delle persone che abitano in Italia. E quindi è un discorso di identità, cioè la percezione dell'identità degli altri, la percezione degli stessi personaggi della loro identità. E questo crea, certo, dei problemi, crea opacità perché questo tipo di percezione crea tutti dei problemi di rapporti con che ovviamente passano per ciò che noi mostriamo agli altri e ciò che gli altri capiscono di in questa identità di questi due personaggi, diciamo che un altro, forse il tema più importante del film relativamente alla costruzione di questi due personaggi è quello della famiglia, delle due rispettive famiglie e di come questa storia familiare in due casi molto diverse, mi divertirò a sentirti come farai degli spunti senza raccontare troppo della trama, no? Ecco, due famiglie molto diverse, due provenienze, non solo geografiche, ma anche di esperienze, in cui però la famiglia è, come si può dire, le dinamiche della loro storia stanno tutte dentro i rapporti familiari. Chiaramente, così dire, cercherò di stare sul generico perché altrimenti parliamo un po' troppo, parlando delle famiglie parliamo un po' troppo della trama, però è vero questo, certo. Secondo me, cioè, mi viene naturale, cercando di delineare un personaggio, delineare quelli che sono i suoi rapporti familiari. Fermo restando che il concetto di famiglia può essere più o meno allargato, più o meno articolato, più o meno aperto e così via. Anche perché noi tutti siamo inevitabilmente segnati in positivo e negativo, o anche senza avere una connotazione di questo tipo, da ciò che è stata la nostra famiglia, cioè da dove veniamo. Possiamo forse dire che siamo tutti come minimo figli, in quanto figli ci poniamo uno dei nostri non problemi, ma insomma qualcosa che ci connota profondamente anche è appunto questo rapporto primario di tipo familiare. Mi viene difficile parlare di un personaggio se non lo inquadro in una situazione del genere, al di là del fatto che può essere poi un mio interesse particolare, perché poi se vogliamo anche, anzi sicuramente anche nei due libri precedenti, il tema era abbondantemente presente. E in particolare in questo libro, diciamo, sempre nell'ambito, come si può dire,
dell'area famiglia c'è un focus specifico sull'adozione, che è uno, come si può dire, nella cronaca quotidiana, nel discorso pubblico, come si può, tutto quello che concerne, no? Sappiamo bene quotidianamente i diritti della persona e i nuovi diritti che si stanno presentando. Tra l'altro ieri c'era questo sondaggio, no, questo documento Eurispes che svelava come rispetto al discorso pubblico quotidiano sembra, adesso la faccio veloce, che la società sia decisamente più avanti, nel senso che molti termini della cronachetta quotidiana sui giornali e televisione, in realtà per la maggioranza parlo di oltre il 50%, in alcuni casi 64% addirittura, su temi che sono storia di cambio. Ecco, però in questo discorso pubblico, no, che noi quotidianamente sembra che ci sia un pezzo della nostra società, no, che focalizza le cose lì e poi c'è tutto il resto. No? Dentro comunque questa dinamica il tema adozione sembra scomparso. Quando poi noi sappiamo che è un tema non solo molto importante, ma che ha nei termini dell'adozione internazionale alcuni colli di bottiglia, alcune proprio difficoltà tecniche. La curiosità è questa voglia di entrare, come si può dire, un pochino più in profondità dentro questo tema. Beh, guarda, l'ho detto l'altro giorno, ho fatto l'anticipazione del libro a Torino, è emersa questa cosa e mi viene da rispondere in maniera molto sintetica a questo, cioè che mi trovo a scrivere questo nei libri precedenti di cose, di argomenti che mi fanno pensare e che mi mettono anche un po' in crisi. Perché ci sono argomenti, ma l'adozione è uno di questi, in realtà ce ne sono tanti, dove c'è una sensibilità particolare e sono storie spesso di desideri, sofferenze, affetti profondi, cioè andiamo a toccare veramente, come dire, la pancia delle persone, condizionano una vita in un senso o nell'altro. E però non sono argomenti semplici, proprio perché non sono argomenti semplici e perché nessuno ha delle certezze, perché è difficile avere delle certezze in queste cose, nei rapporti affettivi, nei rapporti familiari, è difficile avere delle certezze. Come dire, per cui mi sono infilato io nel collo di bottiglia, cioè volutamente, proprio perché mi suscitava, insomma, diciamo, dei pensieri, soprattutto internazionale, che ho cercato in qualche modo di mettere, non dico di più perché questo per dire che le corde che il libro tocca sono tutte, come si può dire, nel momento in cui il lettore si decide di ritagliarsi in quel momento per sé la pagina, sono corde che se anche hai avuto una famiglia fantastica, anche se non hai avuto mai, però, che sei dovuto imbattere in problemi, ad esempio, come l'adozione, sono temi talmente basilari che vanno appunto a colpire quella cosa che semplificava con la parola pancia. Certi forse ce ne sono anche altri, perché pancia, no, che sono sovrappesi. Sono tutte cose, come si può dire, se posso azzardarmi, no, poi è già un termine conto, poi se dici adipe sei meno motivato a dimagrire, capito? Tessuto adiposo, questo è un discorso che però stiamo fondamentale. La 750 abbiamo un rapporto anche fatto di scienza. Diamo il meglio di noi, no, voglio dire che sono tutti dei temi che appunto entrano a colpirci profondamente anche se non li abbiamo vissuti. E
a suggello di queste due, voi fate proprio il filmino, ok? Voi vedete nella spiaggia, no? Voi siete lì seduti e vedete passare, no? Su un lato uno dei due personaggi, quest'uomo di colore, che per come porta la sacca e per come cammina sul bagnasciuga, come capita a tutti noi, è sbilenco, no? Cerca di risolvere il problema che il bagnasciuga è in discesa verso il mare, con in più il problema di avere la sacca. E quindi, se vi ricordate all'inizio, lui cerca l'equilibrio, ok? Nel senso che cerca l'equilibrio tecnicamente della camminata. La bimba, lui, invece cerca la trasparenza. Questo lo sappiamo dall'inizio. Immaginate che voi li vedete questi due personaggi, no? Passare come capita sempre. E suppongo che possa essere stata questa una delle fonti dell'ispirazione. Ci spiega proprio come accidenti, no? Da dove sei partito per iniziare a costruire questo? Ah sì, appunto, essenzialmente è una questione di osservazione e la domanda è quella appunto che mi sono posto quasi da subito, e cioè ma questi chi sono? Questo chi è? Perché è vero, a noi capita a tutti di fare due chiacchiere con un volante che si ferma, facciamo anche delle chiacchiere simpatiche, qualcuno anche ci racconta qualcosa della sua vita, vera o falsa non lo so, perché poi potrebbe essere anche così. Ci arriviamo anche per tu, perché pare che in questo rapporto lei non esista, no? Che immediatamente questa finta autonomia, questa finta confidenza, e va bene, la cosa si arresta lì. La comunità orientale, diciamo, la guardiamo sempre con un po' più di lontananza e anche un filo di sospetto, probabilmente. Ecco, però anche lì cioè, è sempre il chiedersi a questo chi è, questa chi è, cioè, è una persona per cui tutte le persone, cioè, si può fare, per tutte le persone può fare questo discorso, cioè varrebbe la pena di fermarsi a parlare. Poi nessuno lo fa, io per primo, perché poi alla fine siamo fatti così, però nel momento in cui ho pensato a questo, ho pensato appunto è nato il libro come idea narrativa. E poi anche su una cosa molto banale, ma questi due si incontrano mai. È possibile che si incontrino, ecco, quindi come dire, l'aspetto dinamico, no, del loro venire uno dall'altra riguarda questo. E quindi questo gioco ovviamente ha anche grande importanza il caso. E diciamo l'ultimo capitolo, in particolare, senza chiudere nulla, l'assassino allora, Gianni no, io sono musulmano, ma a questo livello no, no, ecco il caso, all'ultimo capitolo Luca fuori un altro personaggio che non so se sia o comunque uno di noi che è lì che pesca, che butta la lenza in mano. Esatto, è l'osservatore che non vuole essere coinvolto emotivamente. Facendo una battuta, non so se qualcuno conosce la canzone di Samuele Bersani, Lo scrutatore non votante, un capolavoro assoluto. È uno che è sempre indietro rispetto alle cose della vita, no? Ecco, mi rappresenta appunto. Abbiamo parlato un po' dei temi, abbiamo parlato un pochino come si dice, dei film anche visivi, insomma, la spiaggia, eccetera. Tocca parlare della forma. La lingua, ok? Allora, forse ricorderete quel Jeep di Crotone, ve lo ricordate, che aveva nella sua ordinanza, sì, dopo la tragedia di Cutro, c'è stato il Jeep di Crotone che doveva convalidare, no, l'arresto degli artisti. E per un paio di giorni ha circolato questo documento che ora io
non è il caso né di leggere quella prosa che, però se la cercate la prosa Jeep Cutro esce fuori. Né le chiedo nella sua veste di magistrato un giudizio sulla prosa del gruppo. Però ecco, La prosa è altro. c'è anche il caso. Però ecco, mi interessa sapere questo. Siccome la sua scrittura è molto, no, la tua, se ti dico magistrato ti lo lei, altrimenti siccome la tua scrittura, come si può dire, io che sono un banale lettore, la trovo piana nel senso di che mi conduce in maniera più piana a entrare dentro lo studio. Okay? Quindi c'è un lavoro, mi pare, dove adesso magari ci racconterai un po', dietro di grande, diciamo anche magari di grande fatica, perché suppongo di grande divertimento. Ma in questi due vesti di scrittore a Palazzo di Giustizia e scrittore di romanzi, cosa succede? No, perché mi viene a pensare che il ciclo di Cutro, se scrive un romanzo, lo scrive così. Non lo so. Io spero che non trovi un editore, di Cutro. Spero che basta così. Fortunatamente la pubblico ministero scrivo un pochino di meno dei giudici, lo scrivo sempre, al di là della ovvia differenza che quello è un linguaggio, diciamo, tecnico-giuridico, è una veste, una gabbia, no? dentro la quale devi spiegare delle cose, il fatto, il diritto, come diciamo noi, la scrittura di un romanzo è chiaramente una scrittura libera nel senso che non è ingabbiata se non dalla personale sensibilità, in qualche caso anche la personale buon gusto, però è così. Non c'è un ideale rapporto fra le due cose. A Torino mi hanno chiesto, mi hanno citato Fulchetto Nicolau che dice che la scrittura delle sentenze è un sottogenere letterario. Forse qualcuno ha detto il GP di Cutro e si è sempre citato su questo punto di vista. Però in realtà l'unico tipo di rapporto fra le due cose è quello della chiarezza, perché tu non puoi scrivere di diritto, un fatto di diritto, se non sei chiaro. Hai un dovere di chiarezza per scontati motivi. La scrittura di un romanzo è augurabile che sia chiara. Io me lo auguro, perché ci sono scrittori estremamente complessi e estremamente difficili da leggere e il loro valore prescinde dalla chiarezza, è fatto di tante cose. Per quanto mi riguarda, forse un certo riflesso dell'esigenza di chiarezza di quel tipo di scrittura l'ho riversato sullo scrivere romanzi, ma in piena libertà, veramente in piena libertà. Ma quanto ci lavori? Quanto ci torni su quello che scrivi? Dato che non sono ancora in pensione, quindi ho diciamo il tempo purificato, effettivamente è un lavoro apparentemente lungo, ma in realtà se fosse, come dire, compattato, no? Sono tanti quarti d'ora, tante mezz'ore. Certo ci si torna, è ovvio, perché poi c'è anche un discorso di struttura di quello che scrivi. Io sono ipercritico, c'è anche chi legge le mie cose prima che possano essere proposte all'editore e quindi devi tener conto delle critiche e dei consigli che ti danno, perché è assolutamente fondamentale. Noi siamo innamorati di ciò che scriviamo, magari sono delle certezze. Poi, tanto qualcuno che ci dice no, questo così non va bene, ecco, però è un lavoro, certo, è un lavoro. Non sempre riesco a scrivere, nel senso proprio mi metto al computer e dico, boh. Ma è sempre in quest'ambito della forma, ma destinatario. Tu c'hai un lettore ideale, cioè pensi a un tipo di lettore in particolare o comunque non saprei, cioè nel senso non mi sono mai posto il problema. Come si fa?
No, decisamente no. No, perché sai, anche nella modalità di scrittura, molte volte si cerca di seguire dei modelli, no? E allora, se non mi dici questo, almeno dici un paio di scrittori del cuore, di gente che tu non ti stancheresti mai di leggere o di aver letto, giusto per avere un albero generale. Diventa una cosa fuoriente in questo senso, cioè che mi piacciono scrittori, molti scrittori che poi, al di là del valore assoluto, ho scritto 2 o 3 libri, stiamo parlando di altro livello, ma scrittori che scrivono in una maniera completamente diversa dalla mia. Ultimamente leggo tutto Carrera, mi piace da morire, ma potrebbe essere diverso, cioè, non fosse altro, perché è mio dentro un racconto, tutto ruota su lui, io spero di nascondere dietro la scrittura. Sono onnivoro, quindi leggo veramente tutto. Quindi uno scrittore di riferimento è un po' difficile dirlo. Se ci sono scrittori che mi possono avere vagamente influenzato, ma forse influenzato più per farmi venire a scrivere. Una è Adriana Lisboa, e non lo dico solo perché è pubblicata la casa editrice di mia moglie, che non è la mia casa editrice per ovvi motivi, ma perché è una scrittrice straordinaria, nella capacità di sciogliere i personaggi, no? nel loro agire, con una bellissima scrittura. È inevitabile l'influenza di Manuzzo, ma è una questione come dire, ho letto Manuzzo ben prima che io potessi pensare anche lontanamente di scrivere, però è un tipo di scrittura che mi colpisce, dove vedo no, la chiarezza, la nettezza, oltre alle situazioni, le stile, le ma poi ce ne sono tanti altri, questo è chiaro. Tornando un attimo a questi 2 personaggi, c'è in particolare per lui, che è una ragazzina, un personaggio che è un fratello, che è una specie di ponte fra il suo disagio e la sua voglia di ricostruire dei pezzi di sé e il resto del mondo, ed è anche, come si dice, rassicurante da questo punto di vista. Ecco, questa cosa della fratellanza e della sorellanza dentro questo. Sì, la sorella maggiore, per nominare, non so come è venuto, questo bisogna chi ha letto il libro, però lo vedo come un rapporto, come dire, veramente solo fra di loro, cioè privo di mediazioni e fatto di sottolinguaggi, di modi di dire, di gesti di riconoscimento, una cosa tutta loro, perché prescinde anche dal rapporto con i genitori, perché qua il rapporto è buono, però voglio dire, è una cosa tutta loro, cioè molto affettiva ma anche fisica, come puoi avere con chi hai giocato più a botte con il piccolo o cose di questo tipo. Il fratello di lui me lo sono trovato davanti, a un certo punto, veramente, perché era in qualche modo un completamento di quello che lui doveva essere come personaggio, una sorta di, forse, l'unica sicurezza affettiva nella sua storia. Siccome questo è il terzo romanzo di Gianni, come abbiamo detto, allora, siccome è l'esordiente, uno esordisce, gli amici, i nemici, e si dice all'esordiente, che è il vero banco di prova, è il secondo libro, che questo è quello che si dice. Siccome siamo al terzo, mi sa che è un vizio, ormai, cioè, credo. Poi siccome lei ha parlato di pensione poco fa, secondo me c'ha dei programmi precisi, diciamo, fatta quella Tra un cantiere e l'altro. fa un cantiere. Vabbè, cioè, speriamo di inaugurarlo. No?
Sì, cioè, speriamo di inaugurarci, prima era pensare già. Ecco, siccome siamo al terzo, vorrei sapere quanti idee ti vengono di spunti, possibilità che qualcuno di pensiero possa diventare una narrazione, li metti nel cassetto, poi magari li dimentichi, poi magari cioè, come funziona questa cosa? Ce ne sono, nel senso, ci sono già, però funziona che sono lì, e funziona che a un certo punto io non ci riesco a scrivere dicendo adesso faccio un libro, cioè senza un'idea narrativa che in qualche modo mi muove, mi spinge, cioè non riuscirei a scrivere affetto, possiamo dire così, cioè con un programma predefinito. Tutto parte da un'idea che viene spesso anche, che viene casualmente, il pensiero che ti viene intorno. Lo è stato per tutti i libri. Sperando che ne vengano altri pensieri, non so se tutti condividono questa speranza, però è così. Diciamo che un paio di questi pensieri ci sono già che maturano. Io adesso, siccome sono un lettore, come ho detto, non sono nient'altro, però mi permetto di dire due cose, adesso che poi diventeranno, diciamo, uno spunto a pensare. Personalmente, provando a dividere, insomma, rapporti, le conoscenze, l'amicizia, eccetera, lo dico da lettore puro. Se uno volesse provare a definire la fisionomia del Caria scrittore, poi del Caria magistrato ci penseranno i posti, il Consiglio Superiore della Magistratura, però ci sono altri modi. C'è una considerazione che per me, magari tutta di superficie, ma è molto importante. A teatro ci sono due tipi di scenografia. Ok, ricordatevi, la scenografia è una cosa, la coreografia è un'altra, la sceneggiatura è un'altra. La scenografia, diciamo, è l'arredamento. Ok, sono due tipi di scenografia. Quelli che realizzano una scenografia utile a quello che accade in scena e invece quelli che sono dei bravissimi artigiani che costruiscono degli immensi catafalchi che non servono a nulla, che sono molte volte anche di impiccio per chi deve stare in scena e che, diciamo, sono lì per far ammirare la bravura di chi li ha costruiti. Allora, se posso permettermi di dire che sono affezionato alla scrittura di Gianni, perché lui toglie dalla scena due catafalchi dei quali non se ne può più. Il primo è il noir, non so voi, ma io non posso succedere. L'altro catafalco è la Sardegna, ma la Sardegna misteriosa, la Sardegna ancestrale, che trovate nei libri, ma che è identica a quella che trovate negli spot dell'assessorato regionale al turismo e in quelli della birra di Chiusa. Allora, io non ti voglio trascinare sul terreno che è terrificante, però questa cosa che diciamo all'inizio, e cioè questa voglia di raccontare fuori, no, da questa scenografia che sembra nel mondo editoriale, parlo da cliente di libri, non so come dire, perché tu sei un autore sardo e quindi c'è adesso un editore sardo e quindi volevo sapere se questa voglia di distanza è anche qualcosa, una reazione a ciò che scrivono altri, no? che si scrive tanto in questi luoghi, no? Ma forse anche se non si scrive nulla, cioè non... allora, siamo sostenenti, la maggior parte di quelli che sono qui, quindi è già un essere sardi, come dire, che ha le sue particolarità e che ha vicinanza e distacco alla stessa maniera a una certa immagine della Sardegna, ma questo lo possiamo dire anche per abita in altri centri abitati, per regione naturalmente che ha un'articolazione,
una ricchezza di sfumature che catalogare in cose un po' folcloristiche, francamente insomma, non serve molto. Ma dal punto di vista narrativo scrivo di ciò che mi colpisce e magari, che ne so, può essere che io possa venire fuori un libro che abbia Sasse al suo centro. E forse mi piacerebbe tanto, ma forse dovrei fare i conti ancora di più con quella scrittura. Non ho un rapporto di rigetto con ognuno scrive quello che vuole, può piacere, non piace e così via. Però non mi interessa scrivere di quello, ancora di meno di noir, ma non perché non posso più, anzi non mi posso più, come ha detto Sante, ma per il semplice motivo che un po' perché non mi viene ora di scrivere di queste cose, un po' perché qualche volta quando leggo mi arrabbio, per cui perché c'è una certa vicinanza al mio lavoro e so anche quante incongruenze, diciamo così, ci sono in molti marchi mi fa un effetto respingente. C'è una parola chiave nel libro che in realtà non è espressa in questi termini, diciamo, prova a racchiudere tutto questo mondo che Gianni costruisce. Questa parola è accudire, non solo nel senso di assistere, ma di prendersi cura, no? Di creare affezione con un oggetto, che una persona, comunque un mondo esterno. La protagonista, e questa è una specie di inizio, anche questo, perché la protagonista del primo romanzo, la badante di Bucarest, accudiva il mestiere. Nel secondo romanzo c'era una povera, il presidente che è in coma, quindi era accudita necessariamente, e anche i personaggi, penso a quel carabiniere che mi piaceva molto, no? Che aveva una partecipazione proprio di interrogativi anche che si metteva relativamente a questo stato comatoso di questa persona. E in questo libro c'è tutto un mondo di gente che si prende cura di altri. Ecco, ci dice un po' anche qualcosa da questo punto di vista. Il fatto di prendersi cura degli altri, che poi spesso significa prendersi cura di se stessi, se vogliamo, no? Perché è un modo per creare, come dire, per creare legami. Ma non è che abbia, come dire, in maniera programmatica potuto parlare di questo, almeno in questo libro sicuramente, ma forse neanche nella Davanti di Bucarest, perché anzi, la protagonista Davanti di Bucarest accudiva costretta, cioè non aveva nessuna voglia di dire un signore anziano o meno questa cosa. Il fatto di occuparsi degli altri significa appunto occuparsi di se stessi, significa fare i conti con se stessi nel rapporto agli altri, significa a volte stare meglio, probabilmente, perché c'è un legame, perché è una specie di affetto, delle mille sfumature. Ed è difficile, e anche nella persona che può essere apparentemente più turpe, questo scatto, cioè di occuparsi di qualcuno c'è sempre, senza citare personaggi del passato o del presente, però possiamo immaginare una persona di cui possiamo pensare del male possibile abbia, come dire, un moto di protezione nei confronti di qualcun altro. È una cosa assolutamente umana, ma che serve per salvarci in qualche maniera, perché significa anche accudire gli stessi. Il romanzo si intitola Sabbie. Ci dice un po' cosa sono queste sabbie? Al di là del fatto che è ovvio che, come dire, la scena nel presente avviene su una spiaggia, per quanto una spiaggia che, come vi ho detto, c'è sabbia, sta solo in alghe, perché è una spiaggia che tutti conosciamo. In realtà la sabbia rappresenta il luogo in cui noi camminiamo, che non è mai piano, non è mai solido, è sempre un po' cedevole, ci fa andare da una parte o dall'altra, ci fa mettere il piede in fallo,
ma comunque non si oppone del tutto al nostro cammino. La sabbia è fatta di granelli che si infilano, come dire, nella nostra vita in qualche modo, che si inceppano gli ingranaggi. C'è una sabbia che respiri, che è quella delle vie di mercato, c'è una sabbia finissima che entra nei polmoni, e cioè è un qualcosa che rappresenta necessariamente quella che è il normale andamento della vita, e cioè il camminare dell'anima. Possiamo dire che ognuno ha la sua sabbia, cioè ognuno ne ha percorso una e sta percorrendo. Siccome il libraio principe Se ne andato. perché c'è paura. Se qualcuno volesse, non avendo letto il libro, vengono fuori le curiosità. Io non l'avrei letto, ma lui dice un gelato. No, perché? Vabbè, di quello che devi dire. Se qualcuno vuole, eccolo. No, io volevo chiedere come mai la scelta dell'ambiente, la spiaggia, il mare, e non l'ambulante che ci bussa la porta, che sta nell'angolo della strada. E poi le donne, ci sono sempre le donne nei tuoi libri. Anche nel prossimo libro ci saranno le donne, ci sarà una donna. Beh, ci sono nella vita, quindi è difficile che non ci siano delle... Beh, sì, certo, deve essere colto in una strada, certo. Il fatto è che è la contemporaneità della presenza di queste figure, che effettivamente, almeno da osservatore, ho visto in una spiaggia, ma poteva anche in realtà abbastanza casuale. E poi vabbè, la spiaggia, il mare, ci sono comunque cose che mi richiamano personalmente tanto, e quindi per quello. Io ho due ultimissime cose. La prima è un altro pezzettino di libro. Dove c'era rigorosamente. Cioè. Vi ricordate all'inizio, no? Quello pensa all'equilibrio e lui pensa alla trasparenza. Siamo, diciamo, quasi alla fine. Lui pensa al tradimento e alla trasparenza, a suo padre e a sua madre, senza ambiguità, quelli veri, quelli che ha sempre ritenuto tali. Ha perso quelli biologici, quei volti estranei appiccicati ora alla sua vita. Non vuole perdere loro, per quanto traditori, per quanto opachi. Cammina sulla spiaggia e solo intuisce nella fatica la distanza che la separa dal momento in cui diventerà indulgente con l'uomo, prima ancora che con se stessa. Questo verbo, essere indulgenti, è un altro pezzo dell'accudire, in fondo, no? Nel prendersi cura. Che è quella roba che per gli antichi era la pietas, e che ho idea, forse c'è un po' di tutto, che bene o male entri in gioco comunque, spero per tutti voi magistrati, nel momento in cui fate il vostro lavoro, cioè quanto l'indulgenza che tu racconti qua come molla importante della storia entra poi a un certo punto nel vostro lavoro. Nel lavoro entra sotto un altro nome, che è comprensione della sua storia, no? Che significa inevitabilmente, quando ti occupi di un caso giudiziario, non ti occupi soltanto della meccanica del fatto. Tizio uccide Caio, sappiamo che l'ha ucciso e possiamo fermarci. È assolutamente necessario capire le ragioni, per quanto sia difficile, come dire, definire come ragioni i motivi anche di un fatto duro e gravissimo. L'indulgenza, cioè nel senso, significa
sforzarsi di trattare con il giusto peso la singola storia, senza che le storie siano, come dire, appiattite, no? in uno stesso modo di valutare. L'indulgenza di cui parliamo in realtà è una cosa molto diversa, perché l'indulgenza che ci porta a... è un'indulgenza dell'età, se vogliamo, e cioè ciò che le persone giovani hanno poco e che imparano ad avere con la maturità, ed essere indulgenti nei confronti degli altri, ma soprattutto degli adulti di riferimento, se così possiamo dire, e cioè superare quelle che possono essere state le difficoltà nei rapporti e capire quanto tutti sbagliamo, inevitabilmente sbagliamo, significa poi stare meglio, perché poi significa essere indulgenti con noi stessi, e non significa, come dire, fare quello che vogliamo e poi perdonarci, anzi una bella confessione, qui siamo a posto e poi continuiamo a farlo. Significa semplicemente fare il conto con le nostre debolezze, ma lo puoi fare se riconosci le debolezze degli altri, altrimenti non è possibile. E io non lo direi, non l'avrei detto se un'occasione come questa non fosse gustosa, perché quando si compiono cifre tonde bisogna festeggiare. E insomma, 40 anni vanno festeggiati. Oggi è il compleanno di Gianni. Esattamente il mio compleanno, perché quando mai mi beccavano 200 persone quando andiamo in incontro, no, sempre per 15-40 anni, perché spero di averne 38, Grazie, libraio, dici qualcosa? Allora, il prossimo appuntamento con Gianni il 9 di giugno alla cantina sociale di Sant'Anna Palma. Sobrio. Per l'organizzazione di altro curso, prima di te il 3 giugno, Matteo Porto, Roberto Uzzao, insomma, Santa Maria Palma, seguite la cantina perché ci sono cose belle. Invece seguite Entura, Liberos, lasciateci le vostre mail, questionari, scriveteci un parere sul presentatore, sul presentato, no, delegazione. Grazie a tutti, ciao.